Valentina, ma il tuo intervento sì, ci fa ridere, ma vogliamo sapere anche un po' della tua nascita. Vabbè, io nasco come tutti, una spinta, non è che... Avrei dovuto seguire il consiglio della mia mamma. Quando a 18 anni gli dissi: mamma, voglio entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Oggi ne ho 48, 18 anni miei erano 18 anni un po' diversi, si erano ancora delle ragazze che inesperte, soprattutto a livello sessuale, non sapevamo, oggi sanno un po' tutto, forse troppo precocemente, no? E gli dissi: mamma, cosa vuol dire che per lavorare in televisione potrei scendere a compromessi? Che ti potrebbe venir chiesto di scendere a compromessi, cioè potrai fare un'opera di beneficenza. E girava da queste parti. Io non capivo, dico: mamma, che vuol dire? Che la devi dare. San Giovanni Suergio, credetemi, 25 anni di carriera, quest'anno festeggio, in 25 anni di carriera me l'avesse chiesta uno. Guarda che io gliel'avrei data. Poi ti si invecchia, arriva qua sotto, chi la vuole più? Te la metti a mo' di sciarpetta quando è freddo. Dice: ma le donne dello spettacolo se la tirano. Anch'io ci ho provato, signora, fa un male cane, eh? Dopo un po' la devi lasciare, non è di pongo. Non mi è capitato a me, non mi è capitato a me, quando c'era lui. Io non parlo di politica, ma a onor del vero c'è da dire questo, che quando c'era il mega presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, al potere, che fece quello scandalo delle ragazze di Palazzo Grazioli, le olgiatine, a parte il fatto che a queste nessuno gli aveva messo una pistola in fronte, ci andavano di loro spontanea volontà, signori, per una botta dai 5-10 mila euro. Io non ci posso pensare. A me perché non mi ha invitato, perché se no un paio di botte gliele davo pure io, me le facevo. No. Mi sistema, pensa se a me mi diceva: mi consenta, dico: guarda, entra che qui è da mocche aperto. Tu pensa se a me mi regalava il cane Dudu. Lui l'andava cercando, Dudu, io 7 te, un paio di mesi. E invece non mi ha invitato. E quindi mi tocca lavorare di mio e fare questo mestiere che oramai faccio da 25 anni, quello di portare il sorriso nella vita delle persone, del sorriso sul viso della gente. E quest'anno, dopo 17 anni di lontananza, sono tornata a calcare nuovamente il palco della Sei l'Ultima, che mi vide protagonista nell'anno, come concorrente, nell'anno 1994, e proprio nell'anno 1994 nacque il mio cavallo di battaglia, per il quale la gente mi ricorda. Allora ci fu un grande conduttore che mi disse: Valentina, ogni volta che farai una serata, un evento, teatro, questa barzelletta non dovrai dimenticarla mai, la devi fare sempre, perché vedrai che negli anni diventerà il tuo cavallo di battaglia. Aveva ragione, perché questa barzelletta nel tempo è diventata anche il mio grande portafortuna. E stasera, insieme con voi, con tutto il pubblico di San Giovanni Suergio, da dove provenite, vorrei, prima di fare la barzelletta, fare un grande applauso meritato a quel grande conduttore che rispondeva al nome di Gigi Sabani. Quindi a lui va il mio ricordo sempre, ogni santa sera. E la barzelletta fortunata, con la quale vinsi la mia prima edizione, faceva più o meno così: ci sono 3 amici zoppi che vanno al mare. Non mi dite che è vecchia, perché pure mia nonna è vecchia, ma non è che la butto. Però zoppicavano uno in modo diverso dall'altro, perché il primo zoppicava così, il secondo zoppicava così. 25 anni prima o poi parte la rotula. E il terzo zoppicava così. Dice: ma adesso se andiamo al mare e arrivano 3 belle ragazze, come facciamo a conquistarle? Si alza un ragazzo, uno dei 3 dice: abbiamo risolto, ho trovato l'idea. Come? Arriviamo al mare, ci sdraiamo su 3 sdraio fermi immobili, vedrai che chiunque si avvicina non si accorgerà di niente. Bravo! Non ci avevamo pensato, bravo! Arrivano al mare, si sdraiano su 3 sdraio, dopo 4 ore a Ragosta arrivano 3 belle ragazze. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Antonello, Luca, Paolo. Voi? Simonetta, Sabrina, Annarita. A un certo punto si gira Annarita e dice: ragazzi, che caldo, andiamo a fare il bagno? Si alza il primo: Dio come scotta sta sabbia. Il secondo: dilla a me, è pure piena di buche.
E il terzo, non vi preoccupate che le copro io. Grazie. Voi ridete, applaudite, ma non sapete quello che mi è successo a me con questa barzelletta. La prima volta che l'ho fatta ero a Napoli. Alla fine della barzelletta si è alzata una signora in prima fila, dice: a me non mi è piaciuta per niente. Signora, mi sarei sparata. Che belli questi bimbi, che belli. Quanti anni hai tu con il cellulare, ragazzi? 12 anni. Fate una macchina fotografica con questi figli. Non ci sono più foto a casa attaccate ai muri. Mia nonna, lo capisco perché la nuova generazione, mia nonna 98 anni si è fatta il telefono cellulare. Oh, 98 anni. Dico: nonna, ti sei fatta il cellulare? Dice: nonna, ma che è? Dico: no, il telefono senza filo. Oh, si sono fregati la cabina, si sono. Che poi adesso fateci caso, il cellulare, l'uomo, soprattutto l'uomo, per essere figo, per gesticolare, perché noi italiani gesticoliamo, non se lo porta più all'orecchio. Oggi si usano quegli auricolari. Quindi la gente parla per strada solitaria. Io sono arrivata oggi all'aeroporto di Cagliari Elmas, vicino ai parcheggi c'era un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva: come stai? Ti sento un po' giusto per io. E quando sta giù è un problema. È inutile che poi voi maschietti ve ne andate in farmacia a comprare quelle pillole azzurre. Dopo i 60 parte la coronaria, Quel mio amico che è andato in farmacia e senza dire niente alla farmacista ha aperto le mani così, muto. La farmacista l'ha guardato: crema per le mani? No, mi devi dare 10 pasticche di Viagra. 10, sì. Domani a Roma atterra un aereo con 160 californiane, voglio fare la mia porca figura. Gli snocciola 10 pasticche di Viagra e se ne va. Il giorno dopo il mio amico ritorna in farmacia un'altra volta con le mani così. La farmacista è incredula: altre 10 pasticche di Viagra? No, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. Signora, ma che gliela spiega? No, vabbè, me ne vado. No, va, non ci pensi. Maresciallo carissimo, buonasera. No, non saluta lei, carabinieri dietro, buon lavoro, brigata, bellissimi, e mi piace perché nelle piazze si vedono sempre tranquilli, Zitti, tranquilli, maresciallo, la benemerita è nel mio cuore, io ho fatto un fioretto da oramai 10 anni a questa parte e non ne racconterei mai più. Scusate, vi girate un attimo. Se ne può una sola? No, no, io aspetto il vostro assenso. Se ne può una sola? Se mi alzate la mano significa che sì. Allora, anche perché, dai, diciamo, quante se ne dicono sui carabinieri? Una, tutto il resto sono fatti veri. No, sto scherzando. Allora, facciamo una cosa, maresciallo. Io ne dico una sola, però io la racconto, poi gentilmente qualcuno gliela spiega. Allora, buoni che m'arrestano. Ci sono 4 carabinieri che vanno a donne, signora. Le donne, quelle che hanno il fuoco davanti. Vabbè, si scalda la cena. Vabbè, c'è chi la vuole cotta, chi la vuole cotta. Si mettono nella stessa macchina 2 seduti davanti e 2 dietro. Arrivano all'angolo di una strada dove c'è una bionda 1,90 m, occhi azzurri, un seno, un lato B. Il carabiniere davanti tira giù il finestrino, fa: signorina, quanto prende? La signorina: 50 davanti e 70 di dietro. Il carabiniere dietro tira giù il finestrino: perché a me Vabbè, maresciallo, grazie, buon lavoro, mo se stanno a dividere posto, qui tocca fare un casino stasera. Adesso fanno a lotta per chi si siede avanti. Invece sempre un buon lavoro, un applauso facciamoglielo, perché in Italia è veramente a volte difficoltoso anche con il vicino di casa.